Carneade. Questo nome mi pare bene da averlo letto o sentito. Doveva essere un uomo di studio, un letteratore del tempo antico, è un nome di quelli, ma chi diavolo era costui? Parafrasando il Manzoni potremmo dire lo stesso di Pietrangelo Gregorio. Chi era costui? Pietrangelo Gregorio, conosciuto dagli addetti ai lavori come il papà della TV libera, scienziato, inventore e genio del Novecento, con al suo attivo oltre 300 invenzioni. Dal riflessometro per testare la prontezza di riflessi, al contachilometri ad aria, dalla penna a 4 colori al disco pluricanale che riusciva a contenere più di 700 brani, al primo autovelox, dal videobox al registratore riproduttore di percorso, antesignano del moderno navigatore satellitare, dalla lampada votiva tremolante alla gettoniera per ascensori. Grazie al suo genio e alla sua intuizione, Napoli detiene fra tanti il primato della prima TV via cavo d'Europa, da lui ideata il 23 dicembre 1966, sviluppata in seguito con il nome Telediffusione Italiana Telenapoli nel 1970. Molti di voi si chiederanno perché un tale genio non abbia goduto della meritata fama. Bella domanda, alla quale possono dare risposta alcuni versi di Raffaele Viviani. Un milanese fa una cosa e beh, tutta Milano è vivo milanese. E roba allora l'hanno sostenuto. È lo stesso torinese e o genovese. Roma. Chi sta romano e si è romano naturalmente venne prima di Roma è la capitale. E si è toscana, Firenze ne fa subito un re. Si fa una cosa buona, un pugliese, baro con tutte le puglie fa sapere. Si è da Basilicato, calabrese fa gara a chi più meglio può tenere. Si può è palermitano, catanese, tutta la Sicilia, chi sta figlio a me. Si è in Umbra, Sarda, Veneta, Abruzzese, a terra sovante come che la fanno in festa. Ai sono pavese senza sottilizzare si è o non è. Non c'è un parmigiano o bolognese che i suoi non so difendono. E perché si è una napolitana, la città o riconosce e non c'ho da pare, suo vaso in suono. E non la sta gioia e trombillate squillano, te. Qualunque cosa fa si indeccare. Ah, sacci favorire senza pretesa. E questo siamo noi, dopodiché non si fa niente buono a sto paese. E tu, Napoli mia, permette questo. Tienici in braccio a te, figlia e figlia, sta rapancella in braccio, e fallo presto, avimma sta guagliuna, e simma masta. Calabritto, piccolo centro dell'Alta Valle del Sele, in provincia di Avellino. Qui nasce Pietrangelo Gregorio, ultimo dopo le sorelle Serafina ed Annunziata. L'anno 1928, a D24 del mese di luglio, nella casa comunale, avanti a me, è comparso Gregorio Giuseppe, di professione guardia forestale. Nel 23 del corrente mese, del Gizzo Elena, è nato un bambino di sesso maschile, che egli presenta e gli dà il nome di Pietro Angelo. L'ingegnere Pietrangelo Gregorio praticamente abitava in questa posizione della piazza, che sarebbe qua, dove si vede la finestra chiusa. Questa è la piazza degli anni 70, perché a causa del sisma dell'80 insomma, ha avuto un cambiamento la piazza. Nel 1934 la famiglia si trasferisce qui, a Piedimonte Matese, dove Giuseppe assunse il comando della locale stazione della Guardia Forestale.
A Piedimonte Pietrangelo trascorre la sua infanzia e la sua fanciullezza, frequenta l'Istituto Don Bosco e poi il seminario. Acuto, intelligente, osservatore paziente, mostra interesse per scienza e tecnologia. Tutto ciò che gli capita tra le mani lo osserva, lo smonta, lo studia, cercando di capire il meccanismo e, contrariamente alla maggior parte dei suoi coetanei, lo rimonta perfettamente in tutti i suoi componenti. Se occorre, modifica, perfeziona, trasforma le sue esigenze, creandosi tra gli amici la fama di aggiustatutto. Raccontatemi questa cosa che mi avete detto prima del comandante Lauro, delle lezioni. Allora mi mandai a chiamare perché se ne parlò. Fate voglio conoscere questo Pietrangelo. Chi lo disse? Chi lo disse? Quello Lauro. Arriva solo. Io sentite, noi a Napoli quando facciamo la campagna elettorale, indacchi i quartieri, mettono una fila alla finestra di che sta. C'è appena nei manifesti in coppa. E la poi, notte viene a chiamare i manifesti a basso. Io dico, non si può fare una cosa meglio. Mi hanno detto che voi siete molto ingegnosi in queste cose. Ci datemi un po' di tempo. Appena a pigliare un sacco ci veniva la farina a rendo. E hanno fatto lo stesso bagno a posto della carta. Hanno fatto questo cosa. Quindi hanno messo il manifesto su questo sacco. Hanno sviluppato la fotografia su questo sacco. Squagliate, hanno saccato, non se ne è caduto più. Si dedica a numerose attività presso la parrocchia di appartenenza, Ave Grazia Plena, e con gli altri giovani del Circolo Frassati dell'Azione Cattolica. All'età lui frequentava già il liceo, il seminario a Piedimonte Matese. Io facevo il primo ginnasio, il secondo ginnasio. E la sua personalità si imponeva fin da principio, da ragazzo, perché era attaccata alle cose moderne. E ogni tanto la domenica proiettava nell'Azione Cattolica qualche film che lui riusciva ad avere con una macchina che aveva inventato, creata lui insieme a qualche collega. E quindi ci faceva vedere un po' di film la domenica. Gli piace suonare il piano e diventa anche organista della parrocchia. Consegue poi la licenza liceale classica presso il Seminario Maggiore di Benevento, che gli permette di insegnare matematica e fisica presso il Seminario Minore di Piedimonte, che lui aveva frequentato da alunno. L'ho conosciuto come mio insegnante di matematica. Si può dire che era un padre, un amico, cioè quando era la sua ora era un'ora diversa di tutto. Un ricordo completamente diverso rispetto a tutti gli altri insegnanti. Io l'ho sempre visto come quel protagonista di Ritorno al futuro. Doc, sì, mi faceva venire in mente questo attore di Ritorno al futuro con questi capelli lunghi bianchi e... Ma lui era, insomma, gli inventori sono sempre delle persone un po' strane, però sostanzialmente era un uomo molto sociale, lui amava molto il sociale e ha fatto molto per gli altri, forse più per gli altri che per se stesso. La sua innata predisposizione al sociale e alla comunicazione lo porta a pubblicare il Corriere del Matese, primo periodico mensile dell'Alto Casertano, di cui è ideatore, direttore e finanziatore. Le pubblicazioni vengono spedite anche agli emigrati, che in questo modo ricevono le notizie del loro territorio. L'avventura però dura solo 2 anni, poiché, sebbene aiutato da alcuni sponsor locali, lo sforzo economico diventa insostenibile. Si trasferì a Napoli per frequentare la facoltà di ingegneria, dove ideò una dispensa per l'esame di tecnica razionale. Il fatto disturbò non poco il titolare della cattedra. Per ragioni, indipendenti dalla mia volontà, fui costretto a lasciare gli studi qui a Napoli, quindi cominciai qui in ingegneria, dove sono rimasto per tanti anni un decano dei fuoricorso, dopodiché fui costretto a spostarmi in un'altra facoltà per ragioni che è meglio non dire adesso, vero? E non è che fui espulso dall'università, ma comunque mi autoespulsi perché si era creata una situazione tale per cui non potevo più continuare gli studi qui a Napoli. E quindi dopo una serie di traversie, anche perché mi sono recato spesso all'estero, ho ritenuto più facile, più semplice laurearmi in Francia, dove ho potuto laurearmi sia in ingegneria elettronica che ottica, che era poi la mia passione fondamentale. E l'unico lato negativo è che quando uno si laurea all'estero, questa laurea in Italia purtroppo oggi ancora non serve. Negli anni 60 fondò la CAEM,
Costruzioni apparecchiature elettromeccaniche, con sede legale a Via Foria e la sede operativa qui a Piedimonte Matese. Fece parecchie invenzioni, tra queste invenzioni ci fu il riflessometro. Praticamente esaminava il tempo di reazione, ad esempio un automobilista di fronte a un ostacolo quanto tempo impiegava a bloccare la macchina per evitare incidenti. Nell'officina era come un fratello, insomma, non sembrava mai il titolare dell'azienda, trattava tutti quanti come figli, quindi di animo buono soprattutto. Per me era un grande genio, un cervellone, soltanto che purtroppo in Italia i geni, i cervelloni non venivano molto apprezzati, per cui molti brevetti li ha fatti in Germania. Nel 1961, tra un'invenzione e l'altra, trovò anche il tempo di sposare la fidanzata, l'avvocato Anna Toscano, che purtroppo morì nel dare alla luce la piccola Anna Maria. Nel 1968 sposa in seconde nozze Carmen De Luca, che aveva conosciuto così. Mia mamma cercava lavoro, lei è ragioniera e cercava lavoro presso uno studio. Papà quel giorno acquistò delle viti da una ferramenta. Questo ferramenta mise queste viti in un pezzo di giornale dove c'era l'inserzione di mia mamma. Un amico suo, se non sbaglio l'ingegnere Lanieri, aveva bisogno di una segretaria. Allora papà decise di telefonare a mamma per farle sapere appunto che c'era questa possibilità e se voleva avere un appuntamento con questo ingegnere. Le telefonò, mamma rispose e rimasero ore ed ore a parlare al telefono. Allora decisero di incontrarsi. Il 17 ottobre si conobbero, si innamorarono e così non si sono lasciati più. Quanti figli siete? Siamo 6 figli. C'è Anna Maria, che è la prima, della prima serie, papà così diceva. Poi ci sono io della seconda serie, poi c'è Valeria, poi c'è Giuseppe, c'è Rossella e poi ci sta Gianni, l'ultimo. Se l'ingegnere non ci fosse stato l'avrebbero inventato, penso. Da buon inventore si inventava da sé. È sempre emozionante rileggere questo libro che la giornalista signora Anna Maria Ghedina ha scritto su papà nel 2003. Da Gregorio a Berlusconi, la vera storia della televisione libera, i primati napoletani, che reca chiaramente anche la foto del cavaliere che chiaramente dette a papà perché si erano conosciuti e lui sapeva benissimo di questa testimonianza, quindi anche lui fu partecipe di questa importante storia che venne scritta proprio sulla televisione libera e chiaramente il cui chiaramente pioniere fu un po' lui. È emozionante perché è ricco anche di testimonianze di tantissime persone che hanno iniziato un po' con lui questa attività, questa carriera, questo ambito della comunicazione che all'epoca era un pochettino, diciamo così, stava sorgendo e quindi soprattutto nella zona della Campania, con la TV a cavo, tutto quello che avete ascoltato in questo video, praticamente vi rendete conto come ci sia stato proprio un boom di questa situazione iniziata proprio da mio papà. Diciamo che tante persone che oggi sono anche in carriera, quindi hanno fatto esperienza e come giornalisti, attori, cabarettisti e tante persone veramente in gamba anche del nostro diciamo repertorio italiano, diciamo che hanno un po' fatto gavetta proprio in quelle che erano le prime TV private. Cosa dire dell'ingegnere? Una persona assolutamente straordinaria e geniale, come molti altri avranno detto prima di me. Vorrei sottolineare che questa persona di una grande umiltà, di una grande disponibilità, pur essendo un genio, effettivamente un genio riconosciuto da tutti, era una persona amabilissima perché non se la tirava, cioè non si dava arie né da genio e neanche da ingegnere. Ecco, noi vogliamo ricordarlo così, con questa sua capigliatura da scienziato pazzo, se così si può dire, bonariamente, e è stata una gloria di Napoli, andrebbe sicuramente ricordato degnamente, additato alle generazioni future come un esempio di intraprendenza, di coraggio, di grande libertà.
La verità, non avevo mestiere. Oggi sono un operatore bravino e devo ringraziare l'ingegnere. Incontrare un genio è un evento abbastanza raro, ma averci a che fare quotidianamente, conviverci a pochi metri, incontrarlo costantemente e ammirarlo all'opera è veramente illuminante. Io, credo come tanti altri, subivo la sua immensa personalità. Ogni tanto, per un motivo o per l'altro, mi trovavo nel flusso di coloro che entravano in quella sua stupenda camera e mi ricordo che io mi godevo la sua grandezza. Uno scienziato ma umile, di una gentilezza e di una sensibilità raccapricciante. La stima che avevamo per l'ingegnere Gregorio era palpabile. Gli farei torto se dicessi che lui era un grande motivatore di uomini. Eravamo noi che, per non deluderlo, eravamo disposti a fare miracoli, a lavorare fino allo sfinimento, pur di ottenere i risultati che ci eravamo prefissi. In effetti lui ha cambiato molto del mondo dello spettacolo napoletano, perché Canale 21 è stato un riferimento per tutti. Cioè io là ho visto i più grandi personaggi, te compreso. I più grandi personaggi li ho visti a Canale 21, quindi ha cambiato tanto. Non dimentichiamo che rifece il Festival di Napoli e la P di Grotta, non dimentichiamo la P di Grotta di Gregorio. Fu l'ingegnere a decidere che dovevo essere io la prima donna a fare riprese televisive a Napoli. Il ricordo più bello è legato proprio a quando mi comunicò che da quel momento sarei stata l'operatore di ripresa del telegiornale e di eventi sportivi. Mi consegnò anche una telecamera nuova, comprata apposta per me, più leggera delle altre. Lo ricorderò sempre così, come una figura paterna che ha accompagnato me e tanti altri nel campo televisivo. Il famoso ingegnere Gregorio, per il quale io ho un ricordo importantissimo, perché oltre ad essere una bravissima persona, era Archimede, io lo chiamavo Archimede Pitagorico, perché era inventore, ma inventore con quell'effetto smemorato, che pensava solo al lavoro, perché aveva creato il TV box, poi aveva creato dei dischi particolari per poter suonare. Ma l'ingegnere era un ottimo realizzatore delle cose, ma quando si trattava dei ricavi, delle cose, era una frana. Cioè lui lavorava per gli altri. Io mi ricordo, non passava giorno che non veniva qualcuno e l'ingegnere dice: che ti serve? Non ti preoccupare, ci penso io. L'ingegnere ha liberato la televisione perché si viveva in uno stato di nebuloso con la RAI. Ci propinava solamente determinate cose, l'informazione in modo particolare era guidata solamente dal governo all'epoca. Per noi del sud specialmente è cambiato, perché noi siamo stati sempre un po' artisticamente maltrattati dalla RAI, no? Era difficile avere un passaggio in RAI, quindi le tele libere, chiamiamole così, ci hanno aiutato moltissimo. Grazie a loro sono venuti fuori personaggi da quali ci sono pure io. È un vero genio è sregolatezza, perché poi era sregolato al massimo. Secondo me poteva essere miliardario, poteva avere soldi dovunque, ma lui invece, come teneva una cosa, i soldi, spendeva per accattare un canale, una telecamera nuova, era pazzesco. È stato un genio napoletano maltrattato, bisfrattato e usato. Era un uomo colto, intelligente, per bene, e nella sua semplicità, nel suo modo di comunicare, aveva l'umiltà di saper raccontare, non aveva la saccenza, non gli apparteneva, come tutti gli uomini colti e intelligenti. E poi rappresentava molto il napoletano per bene, il napoletano educato. L'ingegnere innanzitutto, è inutile che lo dica io, è un pioniere quindi della televisione a Napoli. Lui è sempre gentilissimo con tutti quanti e ci dava modo a noi, allora io ero giovane, ci dava modo insomma di iniziare a fare le prime cose televisive. Comunque è stato un grande, ecco. Diciamo che mi dispiace che
queste cose avvengano quando uno ha 90, 80, 90 anni. Avrebbero dovuto premiarlo, ma tanti anni fa. E ha fatto talmente del bene a delle persone che alcuni l'hanno riconosciuto per amor di Dio, ma altre non se lo ricordano nemmeno, che l'ingegnere economicamente non ha mai guardato niente. L'importante per lui era la realizzazione del progetto che lui portava avanti, che funzionasse. Prendeva i migliori artisti e li pagava fior di soldi. La parte tecnica la pagava lui. Non avendo una buona gestione del denaro, l'ingegnere si ritrovava che aveva fatto una trasmissione di 20 milioni, ne aveva incassato 24, ce ne aveva 2 o 3 di debito alla fine, non si sapeva come riusciva a fare. A parte il bagaglio di esperienze che ho fatto con lui, mi ha lasciato l'onestà e la bontà. Queste sono le 2 cose che ho appreso con lui, sono le 2 cose principali. Rivoluzionario, ma a fin di bene, ecco, non a fine di lucro, che lui avesse voluto sfruttare quelle sue capacità, no, le metteva a disposizione della gente. Lui cercava di fare sempre qualcosa in più per il popolo, per la gente, perché la vedeva troppo misera. Ecco, lo voleva migliorare proprio. Era il 1966, quando all'ingegner Gregorio fu regalato un televisore 23 pollici a colori, novità assoluta per quei tempi. La RAI aveva inaugurato da qualche anno il secondo canale, sempre in bianco e nero, ma in alcune zone di Napoli la ricezione era pessima e per porvi rimedio Gregorio ideò un amplificatore d'antenna. Tenne una piccola fabbrichetta a Piedimonte Matese. Piedimonte Matese ci metteva a costruire degli amplificatori dove inseriti diciamo lungo il cavo amplificavano il segnale e tutti quanti vedevano abbastanza bene. Così riuscimmo a farne veramente parecchi, come tutti costruiti in maniera artigianale, quindi con le solite saldature normali, senza neppure, allora non utilizzavamo neppure i circuiti stampati, quindi praticamente facevamo amplificatori che funzionavano e li vendevamo. E la ditta Piro, che ancora c'è, diciamo, a Montoliveto, solamente la ditta Piro ce ne commissionò 1000 e anche altri, insomma, quindi tutti andavano con gonfie gli affari quando a un certo momento venne fuori la Fracarro. Questa Fracarro benedetta. Eh sì, la benedetta Fracarro, azienda del nord che dopo poco cominciò a produrre amplificatori su scala industriale e quindi ad un prezzo più vantaggioso. Rimasero in magazzino centinaia di amplificatori e migliaia di metri di cavo. Che facciamo questa roba? Cominciamo a fare una prova, vediamo un poco il segnale come va. Mettiamo un poco di cavo, poi mettiamo un amplificatore in cascata, un altro amplificatore in cascata. Comunque i nostri amplificatori, che guadagnavano 20 dB all'epoca, si riusciva a tirare avanti fino a 500 metri. Allora noi stiamo proprio a Piazza Cavour. Sotto di noi c'era il Lupim, che era allora uno dei grandi supermercati di Napoli. E dove erano pubblicizzati i prodotti di Natale. L'ingegnere Gregorio si inventò questo fatto, mandava dei filmati e intanto nei negozi della Upim riprendeva le immagini dei prodotti. E quindi la televisione forse è nata veramente con la televendita da parte di Gregorio. E questa cosa lui la trasmetteva in tutto il negozio di Upim e quindi già lui lì vide la televisione via cavo. Il fatto destò interesse negli altri esercenti della zona, che chiesero di essere collegati ed il cavo si allungò alla Upim e ai bar di Piazza Cavour, alla birreria Peroni, ai bar della Galleria Principe di Napoli. Quindi da via Pessina si arrivò a Piazza Dante, dove il primo utente fu il ristorante Dante e Beatrice. Poi raggiunse via Toledo, arrivando al bar Motta di Piazza Carità. Era il più grande di Napoli. Tenevo un amico carissimo, De Cristoforo, che era il mio socio. Riprendeva lui, che leggeva una specie di telegiornale e dava delle notizie, che a Napoli che cosa c'era. Poi ebbe la fortuna di avere un gruppo di cabarettisti molto bravi, che si chiamavano Cabarinieri. C'era Lucia Cassini, c'era Renato Rutigliano,
Franco Nico, era un gruppo molto ben affiatato, non solo. L'ingegnere Pietrangelo Gregorio, l'inventore dei famosi Cinebox, una specie di jukebox con video musicali che lui aveva piazzato in vari punti della città di Napoli. Io lo ricordo con simpatia perché aveva una frase tormentone che mi è rimasta sempre impressa e con questa termino salutandolo: viva l'Italia, viva la mucca azzurra! Io avevo proprio un affetto pazzesco per l'ingegnere, e anche adesso che lui non c'è più da poco, io se qua con noi non penso che se n'è andato, perché ho sempre pensato che fosse difficile che se ne andasse in paradiso o in cielo, perché per me l'ingegnere è immortale. L'ingegnere sta qua, è talmente genio che secondo me se nascosto da qualche parabola in qualche parte avrà trovato un altro canale da fare, da inventare. Che lo inventava? Andavamo a Via Roma, andavamo lì alle 8:30 l'orario di lavoro, e mi è capitato parecchie volte che veniva a aprire lui ed era tutto con i capelli dritti in testa, così, io lo chiamavo ingegnerone. Dico: ingegnere, ma perché? Ma che ore sono? Ma mannaggia la mucca bianca, mucca verde, perché c'aveva queste espressioni molto colorite. E poi mi sono scordato di andare a casa. Si era dimenticato di passare la notte a casa. Cioè, era proprio così. Tanti aneddoti di questo. Capita la mattina, se voi venite a prendere a casa, domani mattina se state gentilmente a casa alle 8 c'è un appuntamento e cosa. Andavo a casa a prenderlo con la macchina, la mattina lui faceva tardi perché poi aveva fatto già tardi la sera prima. Arriva di corsa in macchina, tutto assieme, si apre lo sportello e mi vedo buttare un sacchetto della spazzatura dietro insieme alla spazzatura, ho buttato la borsa. E abbiamo dovuto correre nel secchio della spazzatura perché aveva buttato la borsa anziché buttare. Ovviamente non erano solo rose e fiori, il lavoro era proporzionale alla diffusione, bisognava stendere centinaia di metri di cavo, fissare gli amplificatori, approntare attraversamenti aerei. Riportavamo il cavo in casa, montavamo il servizio in casa delle persone, andavamo alla centrale e mettevamo pure le cassette. Dallo 0 al 10 facevamo tutti quanti insieme, ci aiutavamo sempre in una parte con un'altra. Ovviamente avevamo soltanto la possibilità di portare il segnale a casa via cavo, quindi era difficile non solo lavorare per le linee, per preparare i metodi, gli amplificatori per rifare quei segnali. Io ricordo quando in tutta Napoli i tecnici e gli operai stendevano i fili, i cavi della televisione lungo i muri dei palazzi della città, attraversavano le vie e poi entravano direttamente nelle abitazioni dei napoletani. Così i napoletani venivano ad essere congiunti e raggiunti fisicamente da questa rete della televisione. Le cose cominciarono ad andare bene e si decise di spostare la sede da via Foria a piazza Trieste e Trento, dove allestì un piccolo studio televisivo ed organizzò un palinsesto di circa 3 ore che vide il debutto della giovanissima Rossana Della Valle, decana delle annunciatrici delle TV private. La sede era a via Roma. A Roma inizialmente l'ufficio degli abbonamenti era a Santa Lucia e poi andammo in prossimità di piazza Trieste e Trento, c'era questo palazzo antico, noi andavamo lì e c'era questa dove c'erano le telecamere, cioè una cosa molto ristretta, molto artigianale, e c'era il famoso ingegnere Gregorio. Arrivarono anche i primi sponsor pubblicitari di un certo livello, come Mobil Oil, Banca della provincia di Napoli, Birra Peroni. Si collegò anche il Caffè Gambrinus e per l'occasione si decise di registrare negli storici locali uno spettacolo al quale parteciparono grandi artisti dell'epoca. Con Nino Taranto, Angela Luce e Sergio Bruni e più i cabarinieri. Ne venne fuori, siccome lo spettacolo era importante, ma chi si deve riprendere, che lo dobbiamo poi ritrasmettere, come lo ripigliamo? Mancando i registratori, lo facciamo cinematograficamente. Poi lo mettiamo col telecinema sempre improvvisato, un proiettore che proietta sullo schermo, la telecamera che ripiglia, quindi niente di particolare, però cosa semplicistica che comunque funzionava e andava così.
Questo spettacolo fu talmente importante e talmente gradito, fu ripetuto per 2 mesi di seguito, non tenevo che trasmettere, e che dava quasi 3 ore lo spettacolo. Quindi praticamente ogni sera, diciamo, a grande richiesta, in effetti era un modo come ripetere sempre la stessa. Nel frattempo, in tutta Italia proliferano, nell'indifferenza dei media, iniziative di imprenditori per strutturare piccole reti via cavo, fino a quando il 7 maggio 1972 scoppia il caso Telebiella. Qualcuno scrisse addirittura che con una telecamera e pochi metri di cavo la suddetta emittente aveva realizzato il primo impianto televisivo a circuito chiuso d'Italia. L'ingegnere era anche un fuoriclasse nell'anticipo. Cioè, come Maradona pensava un attimo prima, l'ingegnere faceva un attimo prima. Mentre si studiavano tante di quelle cose, l'ingegnere, per esempio, la prima televisione in Italia, seconda nel mondo, è stata Telenapoli, perché mentre i tedeschi pensavano, eccetera, l'ingegnere trasmise, pure per 2 case, con questa famosa Telenapoli, via cavo. Sui libri portano Telebiella, ma in effetti Telebiella ha preso... il proprietario delle Bielle chiese consigli a lui come fare la televisione a Biella, e dopo Telenapoli nacque Telebiella, ma il primo, veramente il primo in Italia è stato lui con la televisione via cavo. L'emittenza libera in Campania, che ne dica Biella o Busto Arsizio, esatto, o Giuliano o Milano, l'ha inventata l'ingegnere Gregorio a Napoli, con la televisione via cavo per la UPIM. A testimonianza inconfutabile vi è l'atto redatto il 17 dicembre 1970 dal notaio Tafuri di Napoli, che attesta la nascita di Telediffusione Italiana SRL, avente come soci lo stesso ingegnere Gregorio, affiancato dai fratelli Franco ed Eliseo Monaco e l'avvocato Elio Rocco Fusco in qualità di amministratore. Peppe Sacchi ha il merito di aver poi, dopo di noi, messo Telebiella, però ebbe l'accortezza di farsi denunziare da un amico. Dice: sono passato dinanzi a un bar e ho visto un telegiornale che non era quello della RAI. Come si spiega? Questo è un abuso, e denunziò. Volutamente si fece denunziare. Il pretore disse: ma che la RAI trasmette via etere, voi tenete un cavo, la RAI non c'ha il monopolio del cavo, potete trasmettere. Allora, con questa sentenza, tutti gli italiani cominciarono a mettere queste benedette televisioni. Io e te, un grande amore, niente più. Il 1973 comunque fu l'anno della riscossa di Telediffusione Italiana, in quanto la RAI decise stranamente di trasmettere solo la serata finale del Festival di Sanremo, mentre le precedenti sarebbero state trasmesse via radio. A nulla valsero le proteste degli artisti discografici ed organizzatori, quali, in alternativa, invitarono Telebiella a riprendere le restanti serate. Con molta onestà, il Sacchi ammise di non avere le apparecchiature necessarie. Io, come sempre, questo fatto che sul giornale venne pubblicato che Telebiella rifiutava di fare il festival, telefonai al sindaco di Sanremo, di Sanremo: guarda, possiamo venire, portiamo la telecamera a colori, le prese delle 2 o 3 serate le facciamo a colori. E non vi preoccupate, venite qui. E avevo fatto ospitare, avevo tutto. E andavo con un grande pullman, portiamo tecnici, telecamere, tutti là. Cominciamo a pensare le telecamere e fare errori. Quando in un certo momento vennero i dirigenti della RAI, ci cogliete tutto di mezzo. Noi siamo esclusivisti del festival. Chi vi ha mandato qua? Il sindaco non mi manda niente. Il festival è nostro, andate lì. Ma il vulcanico ingegnere non si arrese e, in accordo con l'allora sindaco di Sanremo, Piero Parise, l'organizzatore Vittorio Salvetti, artisti, manager ed editori, organizzò qualche giorno prima del festival riprese esterne delle canzoni, affidando la regia al suo amico e regista Tony Lack von Friesen. Infatti Gregorio andò a Sanremo a riprendere il festival, perché la RAI non lo riprendeva, venne a Napoli e lo trasmise per i napoletani, e quello già fu un grosso successo. Questa invasione nel campo della RAI, detentrice del monopolio radiotelevisivo e dell'informazione, non passò inosservata. Ne conseguirono diverse interpellanze parlamentari che sollecitarono l'intervento del governo. E al governo allora c'era il ministro Giorgia,
Il ministro Gioia, se non mi sbaglio che l'ho presa, sì, era un po' che l'ho presa. Comunque, il ministro Gioia dice una cosa molto bella: aboliamo le televisioni. È un decreto, una denaccia. Tra 15 giorni tutte le televisioni via cavo devono essere abolite. Chi trasmette via cavo viene denunciato, addirittura nel carcere. Chi possiede apparecchiature atte a trasmettere via cavo le deve tirare ai carabinieri, come se fossero le armi. E che è successo? E quindi fu abolito le televisioni via cavo. L'allora presidente del Partito Repubblicano, Ugo La Malfa, si rese interprete della grave situazione chiedendo al ministro Gioia di ritirare il decreto. La richiesta fu respinta ed i repubblicani fecero cadere l'allora governo Andreotti. In seguito, la Corte Costituzionale dichiarò lecita la trasmissione via cavo. A questo punto noi diventammo importanti perché eravamo l'unica emittente già bella e pronta. Vennero molti imprenditori che volevano diventare soci. Io mi preferii i fratelli Capozzi, Enrico Capozzi e Ubaldo Capozzi, i quali apportarono un capitale di 3 miliardi di lire. Con 3 miliardi di lire riuscimmo a cablare tutta Napoli. Tutta Napoli era cablata in maniera esemplare, insomma. Ogni casa, ogni palazzo aveva la sua cassetta di distribuzione. Arrivavamo a 28.000 utenti, questo nel 1975, fine 75, inizio del 76. E nel 76 a Napoli si erano raggiunti 380 km di cavo. Diventò talmente importante che fu considerata da tutti, anche a partire da Sorrisi Canzone a 1000 canali, la più importante televisione via cavo d'Europa. Con capitali freschi e il via libero al legislativo, Telediffusione Italiana Telenapoli divenne la televisione libera più grande d'Italia. La sede fu trasferita da via Toledo a via Crispi, nei locali dell'ex convento del Sacro Cuore di proprietà dell'ingegner Corrado Ferraino, che venne ristrutturato in tempo record. Teatri di posa, laboratori, uffici, pubblicità gestita dalla SPE, una redazione con 15 giornalisti, tra i quali Erminio Scalera, Elena Massa, Massimo Milone, Lorenza Foschini, Antonio Corbo, con a capo Enrico Marcucci. Io feci l'esame, il primo giornalista italiano a venire all'esame professionale venendo da una televisione commerciale. Nel 79 ero già in Rai, ringraziando Dio mi chiamarono perché doveva nascere, anche lì fu in pionniere, dopo qualche mese doveva nascere 1979, 15 dicembre, la terza rete. Eravamo ragazzi, l'ha ricordato Massimo, avevamo poco più di 20 anni. Mi dispiace che ora le generazioni che ci hanno seguito non abbiano la possibilità di avere un'occasione, una fortuna simile. Allora tutto era possibile. Alcuni giornalisti, iniziati nel modo più corretto alla professione, potessero poi arrivare al traguardo e portare avanti, grazie a gente di qualità, alle loro qualità, delle carriere molto importanti. E la prima fila qui è la testimonianza della prova di quello che io dico. Questo è un prezioso ricordo di una famosa trasmissione di una delle prime emittenti libere napoletane. Molti artisti della mia generazione e anche molti giornalisti, sempre del mio periodo, affondano le loro radici appunto nelle televisioni libere. Il papà riconosciuto delle televisioni libere è l'ingegner Pietrangelo Gregorio. Quindi se l'ingegnere è il papà delle televisioni, viene ad essere anche il padre putativo degli artisti, dei giornalisti e dei tecnici di una certa generazione. Aldo Bobbio mise a disposizione tramite il Royal, l'Hotel Royal dove lui alloggiava, lo Schiribizzo, che era il locale notturno. E lì abbiamo fatto tante produzioni televisive, Scuola Cantorum, Mario del Monaco, Rita Pavonet di Reno, Marissa Solinas, Franco Rossi, Tino Guazzelli, Anna Mazzamauro. Il primo programma fatto con un regista Rai, Lelio Golletta si chiamava, Paesaggio con figure, era un'antologia della canzone napoletana pensata da Luciano Rondinella con grossi personaggi, Pietro De Vico, Anna Campori, Tecla Scarano, Giuffrè, Angela Luce, e quindi quello è stato il primissimo programma di una emittente
privata, locale, commerciale, chiamatela come volete. A Telenapoli avevamo 150 persone, 150 dipendenti e si facevano produzioni in 3 studi televisivi. E dopo col fallimento di Telenapoli, perché nacque, cioè si liberalizzò l'etere, molti dipendenti in effetti hanno trovato l'impiego presso tutte le varie emittenti che all'epoca nascevano, Canale 21, CRT 34, Telecapri. Liberalizzato il Via Cavo, grazie soprattutto all'avvocato Eugenio Porta, pietra miliare nella storia delle TV libere, il quale aveva patrocinato in Cassazione l'iter per l'abolizione del decreto Gioia. Fu costituita ANTI, Associazione Nazionale Televisioni Indipendenti, con a capo lo stesso avvocato, che in seguito, appellandosi all'articolo 21 della Costituzione, sostenne l'illegittimità del monopolio RAI sull'etere. Nel frattempo, Gregorio estese il campo di interesse fondando Radio X, trasmettendo dalla sua casa ubicata sulla sommità di San Martino e affidando la direzione al cognato Alfonso De Biase, giornalista, ottimo organizzatore e conduttore. Poi venne la legge che si poteva trasmettere anche via etere e allora il cavo è rimasto obsoleto, abbiamo tolto il cavo e ho fatto Canale 21, quindi la prima televisione italiana via cavo l'abbiamo fatta a Napoli e la prima televisione via etere l'abbiamo fatta a Napoli del Canale 21. Lasciata Telenapoli, Gregorio si trasferì in una villa d'Ercolano dove era ubicato il traliccio ed il trasmettitore della nuova emittente, con al seguito l'amico regista Tony Lack, il fiduciario Aldo Mantrisi, i fratelli Alfonso ed Antonio Galdi, Rossana della Valle ed un manipolo di Fedelissima, ai quali disse: amici miei, danari ce ne sono pochi, ma col vostro aiuto faremo grandi cose, e grandi cose furono fatte. Mio padre è sempre stato appunto un idealista. Cioè per lui il denaro non era assolutamente il fine, tutt'al più poteva essere il mezzo per fare cose, ma sempre nell'interesse generale, collettivo, tant'è vero che appunto questa era l'ottica sua fondamentale della televisione libera, cioè la televisione doveva essere per lui la voce del popolo per il popolo. Quindi è stato il primo che ha inventato la televisione di servizio. Assolutamente, ma non vediamo queste hanno copiato un po' tutti, no? Mi manda Rai 3, mi manda Lubrano. No, oppure la satira che si fa oggi col voler fare necessariamente, come dire, qualcosa di socialmente utile, vabbè, lasciamo perdere, inarrivabile, cioè non è possibile. Padre 40 anni fa ha fatto cose che non esistevano da nessun'altra parte. Sono Antonio Garofalo, sono stato il primo dipendente di Napoli Canale 21. La prima persona che ho conosciuto era l'ingegnere Pietrangelo Gregorio e io, per morire, non posso dimenticare che, diciamo, la persona era una persona amabile e ci siamo voluti bene, e poi lui era veramente un grande cervellone della televisione. Accendo questa TV in bianco e nero, questa Telefunken, e scopro un segnale nuovo, Napoli Canale 21, una vignetta del Vesuvio, una scritta: stasera il primo film, Il seme del tamarindo, aspettammo ore affinché andassi in onda, e quindi lo racconto a mio padre e scopro e capisco che è nato qualcosa di importante, qualcosa utile per la città, quindi ha una sua identità, quindi l'ingegnere aveva costruito qualcosa di utile per la regione Campania e poi per il resto dell'Italia. A un certo punto mi ritrovo a lavorare anche a Canale 21, anche se per breve tempo, e anche adesso, dopo 34 anni di Inghilterra, spesso ripenso a quei momenti e quanto sia stata importante quella carica, diciamo, di energia d'adrenalina e di scoperta di tecnologie nuove che mi ha guidato tutta la mia vita, diciamo. Quindi grazie all'ingegnere per il suo lavoro, e lo penso spesso, diciamo, anche da qui. 3 edizioni del videogiornale 21, alle quali collaboravano Gianni Castelluccio, Peppe Gulletta, Alfredo Traetta De Burì, Amedeo Del Mastro, Peppe Imparato ed altri giornalisti. Spettacoli canori, teatrali, culturali, sport minori, manifestazioni locali mai assurte alle cronache, partite del Napoli in trasferta.
Sul monoscopio compare il nuovo logo di Canale 21, ideato dal grafico pubblicitario Enzo Silvestrini. Un piccolo cenno più approfondito meritano due rubriche che per innovazione e contenuti trattati hanno segnato una netta linea di separazione tra la TV di Stato e le nascenti TV libere. Parliamo della rubrica settimanale Il Tormentone. La sigla iniziale, rappresentata da un vespone dalle sembianze umane, con in sottofondo Napoli Scetete, scritta e cantata da Antonello Rondi, ben introduceva la rubrica ideata e condotta da Angelo Manna, giornalista, storico e scrittore che divenne un vero tormento per l'allora classe politica e finanziaria. Giovanni, a questo punto mi fai il piacere, quando io parlo di case popolari, di istituto case popolari, tu fammi il piacere, registrami un pernacchio, perché qua quando si parla dell'istituto autonomo case popolari sarebbe bene questo effetto sonoro a commento. Il suo linguaggio graffiante, duro, non faceva sconti a nessuno. In seguito al terribile terremoto del 23 novembre 1980, le sue inchieste sulle zone terremotate portarono alla luce i ritardi, lo sperpero di denaro pubblico, l'infiltrazione della criminalità organizzata nelle opere di ricostruzione, mettendo a repentaglio la propria incolumità. Lontano miglia dai soliti programmi televisivi asserviti al potere, ottenne grande successo che proseguì per oltre 500 puntate. Filo diretto, programma ultrapopolare ideato e condotto dallo stesso Gregorio con la collaborazione del cavaliere Claudio Giosuè, suo segretario personale, dalla signora Carmen Giovene Preziosi e da Mimmo Ferrara. Lui fece il presentatore perché non c'erano i presentatori, allora pigliò l'idea e dice vabbè, mo lo faccio io. Mi ricordo che c'era allora l'assessore alla spazzatura, che adesso mi sfugge il nome, comunque molto divertente, che andavano sui camion tutte e due a vedere dove prendere la spazzatura a Napoli. Una rubrica di messa a disposizione dei napoletani. E il napoletano andava a chiedere perché l'ufficio tot e tot non le aveva dato riscontro a una lettera. La gente andava per strada e se gli capitava qualcosa diceva io vado al canale 21 a dirlo. Nel novero di quei personaggi legati ad una Napoli capace di guardare al futuro c'è certamente l'ingegnere Pietrangelo Gregorio. Fondatore della telediffusione italiana Telenapoli, è stato di fatto il primo inventore della TV privata italiana. Con la stessa TV che addirittura riprese a colori in tempi insospettabili il cantagiro di Ezio Radaelli. Ancora il nome dell'ingegnere Gregorio si lega indissolubilmente nel 1976 alla nascita dell'emittente Canale 21, a sua volta legatosi a quel programma indimenticabile Linea Diretta, grazie al quale l'ingegnere Pietrangelo Gregorio dava voce per la prima volta ai telespettatori. Come non ricordare la sua tipica e meravigliata risposta alle lamentele di chi telefonava: «Signora, ma voi cosa mi dite mai? Ma noi domani stesso chiameremo il consigliere, l'assessore, il sindaco». Ricordo che quando cominciamo noi a Canale 21 a far parlare un po' la gente con filo diretto, sembra uno scandalo, cioè come fate parlare le persone in televisione, chissà che porcherie possono dire. Oggi invece tutti quanti, grazie a Dio, è invasa questa mania di far parlare il popolo, quindi vediamo che quasi tutti i comunicati, sempre con tanta gente che parla, tanta gente che esprime il proprio pensiero, che è una cosa molto bella. Che uscire con papà era una mazzata in fronte. Non si poteva fare un passo, uno non se ne poteva fare, che si formava un capannello ogni due passi che faceva e io poi sono sempre stata una persona molto schiva, molto riservata,
stare sotto i riflettori è una cosa che mi infastidisce, e invece ogni volta che si camminava con mio padre per la strada era un continuo ingegneri così colà, chiedevano, lo salutavano, gli sottoponevano problemi che lui tra l'altro cercava in tutti i modi di risolvere a costo della sua stessa salute. E questo mi ricordo che era, come dire, l'altro lato della, tra virgolette, notorietà, perché era una mazzata in fronte uscire con mio padre. Parlando dell'ingegnere Gregorio non si può fare a meno di parlare della sua creatura più famosa, cioè l'emittente Canale 21, e con l'input appunto di Angelo Manna mi fu proposto di fare questo programma che si chiamava Le Vecchie Glorie, dove intervistavo tutte le personalità sportive della Campania, chiaramente, che erano state protagoniste o medaglie d'oro alle varie Olimpiadi o dello sport. L'ingegnere che all'inizio con molta semplicità mi aveva accolto e mi aveva messo a proprio agio, come poi scoprì che così faceva con tutte, non era solo con me, non è che io ero speciale. Era una persona molto cordiale, tra l'altro scoprì una mente vulcanica e aveva un'inventiva straordinaria, risolveva i problemi immediatamente e non si scoraggiava davanti a niente. E non trattava gli altri operatori come dipendenti, ma quasi come figli, ci si sentiva come una famiglia. Mio grande e caro e indimenticabile ingegner Pietrangelo Gregorio, che offrisse alla mia persona tutta la tua vita e tutto il tuo lavoro. Insieme abbiamo dato ad Ercolano per molto tempo respiro e il recupero delle grandi opere, la scuola superiore, il rilancio dell'albergo Eremo al Vesuvio, che guarda caso dalla chiusura accolse missa estate per 8 edizioni e fu proposto per il Casinò a danno di Sorrento ed Ischia, che ne avevano fatte e meritavano questo grande valore. Ercolano e l'Eremo ebbe il Casinò, sarebbe stata una grande cosa, ma non avevamo né gli uomini né i mezzi perché questa grande cosa potesse decollare. Io sono figlio di un produttore cinematografico, quindi con papà avevamo una casa di distribuzione cinematografica a Piazza del Gesù Nuovo. Arriva la telefonata dell'ingegnere Gregorio e mi dice: partiamo con le lettere. Vabbè, ingegnere, allora me la vengo a trovare e facciamo il contrattino nuovo. Da lì è nato poi che un mese e mezzo dopo mi ha obbligato a lasciare l'ufficio ed entrare con lui per fare il direttore dei programmi. La grande passione per il sociale di Gregorio trovò in filo diretto l'alveo in cui incanalare la rabbia montante di tanti disoccupati di quel periodo. Io ho notato un grado di fiducia che lei è riuscito a riscuotere, perché ho ascoltato una cosa che mi ha fatto impressione. Ha raccontato di un gruppo di disoccupati che si erano dedicati a rimettere in ordine i giardini e le fontane. Poi avevano gratuitamente. L'unico che è andato al loro incontro, però dopo circa 8 mesi che nessuna autorità era intervenuta, è stato un po' il provveditorato alle opere pubbliche. Io avevo un gruppo di disoccupati che quotidianamente facevano delle attività sociali all'interno dei quartieri. Però avevamo bisogno anche di dare dei comunicati alla stampa, alla televisione, l'unica televisione che ci dava la possibilità di parlare di noi e delle nostre iniziative era quell'emittente sociale fatto dall'ingegnere Gregorio, Canale 21. L'ingegnere Gregorio diede proprio mandato a una squadra di seguire quotidianamente le attività sociali che andavamo a fare, e insieme all'ingegnere Gregorio andavamo anche a programmare e ad organizzare degli interventi in quelle zone dove esisteva un degrado spaventoso. E abbiamo fatto questa iniziativa incominciando prima da Piazza Cavour, dove c'è la Fontana delle Paparelle, che anche oggi è in disuso, così è un ricettacolo di immondizia, cioè non funzionava da 20 anni. Noi andammo lì a ripristinarla, rifacemmo anche l'impianto idrico, mettemmo all'interno della fontana anche le anetre e poi ci spostammo sia nella villa comunale che nel Molosiglio.
e tramite l'ingegnere Gregorio, che faceva di continui appelli e faceva vedere così questi, arrivavano, diciamo, le mattonelle, arrivava la colla, arrivava il cemento, arrivava la rubinetteria, tutto gratis. I commercianti che collaboravano, alla fine riattivammo anche i gabinetti famosi di Ernesta Foria. Tutto questo provocò una massiccia fidelizzazione alla rete con un grande risvolto pubblicitario. Le richieste di potenziamento del segnale arrivavano da molte parti della provincia e dall'intera regione, ma per far fronte a tale espansione occorrevano altri ed ingenti capitali. Il comandante Lauro e mio fratello Andrea mi incaricarono di procedere alla stesura di una società, incontrare l'ingegnere Gregorio e la signora Prezioso nello studio del comandante Lauro a via Vespucci, alla flotta Lauro. Di lì incominciamo questa trattativa, concretizzatasi il 24 dicembre del 1976 a casa del comandante Lauro a Sorrento, Villa Eliana, e stavamo mio fratello Andrea, l'ingegnere Gregorio e il sottoscritto, e in quella alle 10:30 firmammo. Quindi si può dire che il canale 21 è nato sotto la stella, sotto la cometa di Natale? È stato sotto la cometa di Natale. Ci ha portato fortuna. Gregorio si accordò con il comandante Achille Lauro, cedendogli il 50%, ma ponendo un'unica condizione. L'emittente doveva essere aperta a tutti, a tutte le ideologie, senza alcuna limitazione. Il comandante accettò. E così il 25 dicembre 1976 la nuova società Napoli Canale 21 SRL vide la luce e come amministratore fu designato il dottor Andrea Torino, medico personale e fiduciario di Achille Lauro. Poi successivamente si fecero degli accordi, la società, si crearono delle società per l'unificazione e dopo 3 mesi, 4 mesi, si arrivò al passaggio del canale 21 alla Villa Lauro a Posillipo, via Posillipo 222. Nella storica e prestigiosa Villa Pierce a Picco sul Mare, di proprietà del comandante Achille Lauro, precedentemente sede del Calcio Napoli, furono allestiti nuovi studi di produzione con più moderne attrezzature. Il logo Napoli Canale 21 divenne a colori, si assunse nuovo personale, impiegati, tecnici, operatori, cameraman, montatori, presentatrici. Rossana Della Valle, Paola Minare, Marina Salvadore. Il videogiornale fu affidato a 2 prestigiose firme: Sandro Calenda, direttore responsabile, ed Antonio Scotti per lo sport, affiancati da Clemente Engeller, Gianni Filosa, Ciccio Marolda, Maurizio Dente, Raffaella Docimo, Enrico Varriale, Antonio Sasso e tanti altri. Io l'ho conosciuto quando era ancora un giovane giornalista e frequentavo Villa Pierce, Canale 21, quindi seguivo con attenzione tutto l'evolversi delle sue iniziative. Era un personaggio folcloristico ma di cultura e che attirava l'attenzione, bastava stare al suo fianco per capire chi era Pierangelo Gregorio, perché era solito farmi ogni tanto la sua telefonata per spiegarmi qualche sua invenzione, e quindi in Roma gli ha sempre dato lo spazio che lui meritava. Negli anni in cui io sono stato direttore, in 20 anni ho dato tanto spazio al personaggio. La direzione dei programmi fu affidata all'avvocato Vittorio Torino. E io ricordo quegli anni in una maniera stupenda, bella. Ho passato i più begli anni della mia vita, perché c'era l'entusiasmo, c'era la competizione con le altre televisioni, quello che oggi non c'è più, c'era il risultato.
Grazie all'avvocato Vittorio Torino, personaggi del calibro di Maurizio Costanzo, il professor Alessandro Cutolo, Ettore Della Giovanna, Enza Sampò, Sandro Paternostro ed altri furono scritturati e realizzarono programmi per Napoli Canale 21, accrescendone il prestigio e incentivandone l'audience. Canale 21 ha fatto la prima audience con l'Auditel nel 1977 e Canale 21 uscì prima, televisione, noi battemmo Rai 2. Ma secondo me l'ingegnere Gregorio non va ricordato, va celebrato per quello che ha fatto per la nostra città, per quello che ha fatto per tutti, sempre una porta spalancata. Io mi ricordo il suo ottimismo, la carica che sapeva profondere in noi che umili lavoratori del microfono. Per cui l'ho visto più come un mister di calcio, ecco, tipo Mourinho. Io mi ricordo le finali della trasmissione che ho avuto l'onore e il privilegio di condurre per anni, tutto il calcio battuto per battuto, e facevamo alla fine del campionato, l'ultima puntata la facevamo in esterno. L'abbiamo fatto un anno, la facevamo al Palasport con 12.000 presenze, poi successivamente l'abbiamo fatta alle Terme di Agnano con 20.000 presenze e poi l'abbiamo fatto allo Stadio San Paolo con 40.000 presenze. Il succo di questo che io vi sto dicendo è che io arrivavo all'ultimo minuto un po', lo dico con umiltà, un po' di emozione, però il cuore quando batte Napoli, e mi ricordo che all'ultimo minuto arrivavo dietro al palco di dove ci trovavamo e trovavo puntualmente il grande Pietrangelo Gregorio che mi faceva segno così, il pollice in alto, per dire abbiamo vinto un'altra volta. E grazie di avermi dato la possibilità di dare una spolveratina sulla mia storia passata. Vi voglio bene tutti quanti e grazie di questa opportunità che mi avete dato. Tra le iniziative di Canale 21 tramite filo diretto ricordiamo gli aiuti post-terremoto del 23 novembre 1980. È da poco passato il terremoto del 23 novembre 1980 e praticamente l'ingegnere Gregorio viene da noi e dice: ragazzi, dobbiamo fare una trasmissione per raccogliere i giocattoli per i bambini delle zone terremotate. Quando finì quella trasmissione io mi allontanai un attimo dallo studio, andai in sala trasmissioni per parlare col collega, mandammo i titoli di coda in onda, io tornai nello studio perché si doveva allestire lo studio per il telegiornale e trovai l'ingegnere Gregorio e Angelo Manna che piangevano per l'emozione come due bambini. Vedere due omoni piangere come due bambini era uno spettacolo di un'emozione unica. Angelo Manna, senza dire una parola, uscì dallo studio, perché noi scherzavamo spesso, mi mise una mano sulla spalla e andò via perché avevamo tutti quanti questo nudo che ci bloccava le parole. Lui chiuse le carte, prese la cartellina che si portava sempre con sé quando faceva le trasmissioni sue, mi si avvicinò, mi abbracciò e mi disse: piccolo, avete visto che generosità il popolo napoletano? Io dissi: ingegnere, io ho visto una cosa, questi bambini saranno felici anche grazie a voi e al dottore Angelo Manna. Questo per dire che l'ingegnere Gregorio, oltre a essere un grandissimo genio, perché era un grandissimo tecnico, un genio riconosciuto a livello internazionale, era anche un uomo dal cuore enorme, grandissimo. Immediatamente facemmo una riunione con l'ingegnere Gregorio, cioè si decise subito a un certo momento di andare ad intervenire sulle zone. Riuscimmo a mettere noi come Napoli Nostra una cosa come 200 persone, l'ingegnere tramite appello televisivo, tutte queste cose, riuscì a farci dare 3 camion. Fece anche appello per Canale 21, si bloccava addirittura tutta la città di persone che andava a portare delle cose, dei viveri, degli strumenti. A Canale 21 lo pigliavamo, lo portavamo sulle zone terremotate. L'ingegnere era anche presente sulle zone terremotate
A Calabretta la si parlava che tutti siamo stati per un mese là sopra e siamo stati gli unici che hanno organizzato, hanno dato una mano e che non hanno presentato nessun conto in prefettura. Nessun conto in prefettura. È stato tutto a spese nostre e con la collaborazione di Canale 21. La raccolta di fondi per erigere un monumento al grande Totò in una piazza di Napoli. Quando Totò morì, ci fu Nino Taranto che tenne l'elogio funebre lì a Piazza Carmine. Addio Totò, addio amico mio. Napoli, questa tua Napoli affranta dal dolore, vuole farti sapere che sei stato uno dei suoi figli migliori e non ti scorderà mai. Nel 78 dissi: ma Totò è morto, nessuno ne parla più. Possibile che nessuno ne parla più di Benedetto Totò? A questo punto pensai di lanciare un appello ai cittadini, tipo: perché non ci ricordiamo di questo grande artista napoletano? Allora c'era il sindaco Valenzi, andai a dire: caro sindaco, i cittadini vorrebbero intestare una statua a Totò e vorrebbero fare un monumento a Totò. Non se ne parla proprio. Vabbè, soldi non ce ne sono, e se volete fatelo voi, perché non lo fate voi? I cittadini vogliono fare, e poi dicono che perché non lo fanno loro il monumento? Facessero loro il monumento e noi lo mettiamo. Vabbè. E dissi in televisione: amici, il sindaco ha detto il monumento lo dobbiamo fare noi, diamoci da fare. E così i cittadini cominciarono a offrire dei soldi. E nel giro di una settimana si raccolsero 8 milioni di lire. A questo punto dico: possiamo fare un bel monumento. Quando si presentò da me il pittore Bonti, un bravo pittore napoletano, che mi disse: Gregor, io tengo 3 quadri, 1, 2 e 3, bei 3 quadri, vendiamoli e il ricavato facciamo il monumento. L'idea mi piacque, in televisione dico: cari telespettatori, vogliamo fare il monumento a Totò, non mandate più soldi perché ci provvederanno gli artisti a mandarci loro i quadri. E insomma in tutto arrivarono 240 quadri. Io da solo non potevo fare tutto questo. Chi veramente mi dette una mano notevole sia nel fare l'asta sia nel procurare tutto quello che serviva è Gigi Petra, questo povero Gigi Petra ha dedicato una vita per Totò ed è morto perché l'hanno fatto morire un infarto che gliel'hanno fatto venire proprio per Totò. Infatti, Don Luigi Petra di Caccuri, nobiluomo napoletano, gallerista ed esperto critico d'arte, si occupò di organizzare con competenza e trasparenza tutto quanto servisse alla realizzazione del progetto e si batté al fianco dell'ingegner Gregorio contro l'inerzia di politici e denigratori del grande Totò per allocare in un luogo turistico e centrale di Napoli la statua bronzea, opera del noto scultore Vincenzo Borriello, che, sepolta per 20 anni nei depositi comunali del Maschiangioino, il 17 aprile 1999 venne relegata in un'anonima, isolata e minuscola piazzetta a Rione Alto del Vomero. Altra grande iniziativa fu quella di ripristinare la popolarissima festa di Piedigrotta, la secolare manifestazione in onore della Madonna di Piedigrotta, interrotta negli anni 60 dall'allora classe dirigente miope e pseudo-riformista. La Piedigrotta ormai erano più di 20 anni che non si faceva. E non sapevamo se a un certo momento la città come rispondeva a questa cosa. Quando fu la sera della partenza dei carri non si capì più niente. Cioè, tutti i cittadini erano scesi in piazza, da piazza Carlo III fino a piazza del Plebiscito, non si capiva proprio niente. C'era una marea di persone che era spaventoso. Applaudivano tutti quanti. Le persone per la strada piangevano. E fu un successo enorme. E mi ricordo che, diciamo, all'altezza di Piazza Caur, la gente camminava via l'ingegnere Gregorio, la gente veniva vicina: ingegnere, c'è da fare un'altra cosa, c'è tra l'acqua e mummera. E a me fu affidato il compito di organizzare una sfilata di bambini che vestivano costumi ovviamente particolari.
Preparai tutto e anche 50 palettine numerate dall'1 al 50 perché così mi fu detto, e arrivò il giorno fatidico della festa. Iniziai a chiamare i bambini, arrivata al numero 50 mi fecero segno di procedere, proprio vai avanti, e allora arriva il 51, il 52 e così via. Per farvela breve, i bambini si erano moltiplicati, erano diventati 154. Io non sapevo che cosa pensare, da dove fossero sbucati, e fino a quando il giorno dopo incontrai l'ingegnere e gli feci questa fatidica domanda. Dico, ma mi dica ingegnere, com'è che sono così triplicati questi bambini? E lui mi rispose, sa, con l'arietta di un bambino che sa di averla fatta proprio grossa: va bene, su, dai, perdonatemi, ho accontentato qualche mamma, e poi quanti bambini abbiamo resi felici? Ditemi voi, davanti a un atteggiamento del genere, ma come si poteva mantenere il broncio all'ingegnere Gregorio? Grande successo di pubblico ebbero le edizioni di Piedigrotta, ovviamente tutte senza alcun contributo economico da parte delle istituzioni. Un piccolo ristoro arrivò dai commercianti napoletani e dalla lotteria popolare abbinata alla festa, ma non bastò certamente a coprire le spese, anzi l'ingegnere Gregorio dovette subire un processo per lotteria non autorizzata e fu condannato al pagamento di una multa di 40 milioni di lire. Certo, abbiamo accumulato un sacco di debiti, perché purtroppo ha incontrato anche persone che sinceramente hanno un po' approfittato della sua bontà e della sua ingenuità, perché papà era una persona molto ingenua. Amici proprio fraterni lo hanno pugnalato alle spalle. E grazie anche a uno di questi che abbiamo perso la casa, la nostra casa, le nostre radici, che poi purtroppo fu messa all'asta. E quindi abbiamo perso un po' di cose, però stavamo sempre vicini, uniti. Papà era molto dispiaciuto per questa cosa, per noi figli, perché avrebbe voluto lasciarci qualcosa. Non lo sa che ci ha lasciato l'immenso, ci ha lasciato degli insegnamenti che secondo me nessun altro padre ha lasciato ai propri figli. La serietà, l'ingenuità, cose importantissime. Napoli Canale 21 fino al 1981 resterà la più importante televisione libera italiana, per audience seconda solo alla RAI. In seguito l'avvento di Silvio Berlusconi, con le sue indubbie capacità imprenditoriali unite all'aiuto di molti santi in paradiso, il panorama televisivo diventa un affare puramente economico-politico. 1974, eravamo a Telenapoli, via Cavo, e io ricevetti una telefonata da un certo Silvio Berlusconi, quale mi chiese immediatamente se noi eravamo in grado di poter risolvere un suo problema, in quanto aveva costruito un gruppo di palazzi, condominio di Milano 2, e aveva cablato tutti i palazzi trasmettendo dei programmi dalla sua cantina, dalla cantina del palazzo, e desiderava portare questo segnale all'altro lato dei binari della ferrovia. Il problema era enorme perché il cavo non poteva passare attraverso i binari. Andai da Gregorio e Gregorio mi disse senz'altro che era fattibile l'operazione, però dovevamo recarci a Milano per mettere in pratica quello che lui aveva in mente. Andammo, Gregorio ed io, a Milano, e Gregorio si portò dietro un apparecchietto che era un modulatore. Andammo sul fabbricato dove si doveva prendere il segnale per trasmetterlo all'altro lato, e l'ingegnere Gregorio tirò fuori un'antennina e in più questo modulatore. Mise il cavo di uscita dai palazzi di Milano 2 con l'antennina che mirava dall'altro lato dei binari. Ci recammo nei palazzi dall'altro lato della stazione, andammo sulla terrazza e Gregorio mise un'antennina che riceveva il segnale dall'altro lato. Lo mise nella portante dei condomini che aveva appena costruito, e miracolosamente il segnale dal palazzo
Uno passò al Palazzo 2 in modo meraviglioso. Berlusconi disse immediatamente a Gregorio: lei deve venire a lavorare con me, le do la cifra che lei mi chiede, ma deve venire con noi. Gregorio disse: no, io sto facendo una grande televisione che si chiama Telenapoli, dovrò coprire tutta la Campania e tutta Napoli, e quindi mi dispiace, ma io amo Napoli e non ci posso venire. Papà non voleva lasciare Napoli in nessun modo, era come se, anche se papà non è napoletano, amava Napoli, i napoletani, ma come se fosse la sua famiglia, e quindi per lui era impossibile lasciare Napoli. Questo però è stato un piccolo errore da parte di papà, perché se papà avesse lasciato Napoli, avesse veramente, come dire, fosse andato in un altro posto, io penso che avrebbe avuto il successo meritato, quello che non ha avuto qua a Napoli. Nel 1981, non condividendo più le politiche aziendali dei soci, Pietrangelo Gregorio lascia Canale 21 e crea Telecasoria, Canale 44, denominata in seguito Teleoggi, che dopo cede all'imprenditore Nicola Del Piano. Fonda poi Rete Sud e ancora Telestudio 50 per l'architetto Incisetto, dopo Napoli TV e tante altre. Riprende lo studio e la sperimentazione del 3D, sua antica passione. Stiamo trasmettendo in questo momento come prove tecniche, le può vedere a 3 dimensioni. Che significa questo? Significa che oltre alle normali dimensioni della larghezza e dell'altezza, adesso avvertite anche la profondità, cioè la terza dimensione. Ed allora, amici, con questo piccolo esperimento che stiamo trasmettendo in questo momento... Nel 1993, per ovviare alla saturazione dei canali televisivi via etere, inventa il sistema Double Image, che consente la trasmissione di 2 programmi televisivi sullo stesso canale. Si dedica inoltre alle nuove tecnologie informatiche, inventa il In-In-Tel System, un'enorme banca dati consultabile via telefono. La città di Napoli all'ingegner Pietrangelo Gregorio, in segno di profonda gratitudine ed ammirazione per la sua instancabile attività di pioniere della libera diffusione delle immagini e delle parole di innovatore, e con le sue avanzate soluzioni tecniche ha cambiato la storia della televisione italiana, di appassionato ricercatore, inventore di innumerevoli brevetti, e quale affettuoso augurio per il suo recente 90° compleanno. Il 17 settembre 2018, all'età di 90 anni, la sua Napoli, la città alla quale si era legato in modo indissolubile, gli riconosce la cittadinanza onoraria e gli consegna la medaglia d'oro al merito in segno di gratitudine. I talenti napoletani e meridionali sono davvero tantissimi. Oggi dare un riconoscimento all'inventore della prima TV libera italiana, 1966, ancora una volta Made in Naples, è una cosa molto bella, è segno un po' dell'Archimede napoletano, della tanta creatività che c'è sempre stata in questa città. Forse negli ultimi tempi si stanno dando i giusti riconoscimenti a chi magari per troppi anni è stato dimenticato. Il 15 dicembre 2018 gli viene conferita a Piedimonte Matese la cittadinanza onoraria per il suo forte amore e legame con la città, culla della sua infanzia e ispirazione per tante invenzioni. Il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria a Pietrangelo Gregorio, ingegnere ed inventore di fama internazionale, per il prestigio conseguito in Italia e all'estero attraverso l'innovazione tecnologica con risultati di assoluto valore tecnico ed innovativo. Piedimonte Matese, 4 dicembre 2018, il sindaco Luigi Di Lorenzo. Aveva progetti pure nell'ultima fase della sua vita? Non solo, ma ha avuto sempre la mente lucidissima. E mi ricordo che 2 ore prima che morisse
lui era al telefono con me sempre con la voce squillante, tanto è vero che tra l'altro molto spesso quando chiamavano e rispondevo io o rispondeva mio padre ci confondevano perché mio padre non aveva la voce di un novantenne, assolutamente no. Mi chiamò e mi chiedeva come si faceva a fare l'upload su YouTube di un video, cioè una cosa. E poi mezz'ora prima appunto gli si chiedeva, stava a casa, gli chiedevano appunto la password per accedere al wifi mezz'ora prima che morisse. E lui la sapeva? Sì, allora devi digitare questi caratteri. Lucidissimo, questa è una cosa, ecco, questa è una cosa che la vita gli ha concesso, cioè tante batoste, ma quantomeno come dire, la fine di un re. Andando a casa loro, eravamo sotto il palazzo io, mia mamma e mia sorella. A un certo punto nonno scende, ma non ci riconosce, ci apre il portone, ci fa entrare e noi, un attimo straniti dalla cosa, gli fa buongiorno, buongiorno e scappa via a fare i servizi che aveva da fare. Io mi giro, ero piccola, potevo avere 10 anni, 12 anni, mi giro e faccio mamma, ma nonno non ci ha salutato, lei è fatto così, nonno non ci ha riconosciuto proprio. Io ero rimasta sconvolta dal fatto che non ci avesse riconosciuto. Poi saliamo sopra, dopo una mezz'oretta lui ritorna e faccio nonno ma non ci hai visto giù? Ma perché stavate giù? Ma io non vi ho visto. Per dire che era proprio così come persona, era una sbadataggine appunto, però divertente perché appunto dava vita a tantissimi equivoci, ecco, non mi viene il termine. E la cosa che mi è rimasta più impressa è che, di cui io andavo anche fiera, che raccontavo ai miei amici, è che mio nonno anche quando aveva 80 anni aveva il suo studio, andava a lavorare, quindi io ero fiera del fatto di dire mio nonno lavora, a 80 anni, ha il suo studio. E mi ricordo di quando andavamo lì e soprattutto il pomeriggio lui diceva vuoi venire con me in ufficio? E io andavo con lui e stavo ore e ore, lui mi faceva giocare con tutto, si è sempre fidato di noi nipoti, anche quando avevo 3-4 anni, ci lasciava in mano apparecchiature costose, di tutto e di più, io utilizzavo il suo cellulare, facevo i video, mi divertivo e andavo in ufficio con lui, ovviamente ero piccola quindi capivo poco, però comunque mi ricordo che lui diceva fai quello che vuoi e io mi mettevo a fare le fotocopie e mi ricordo che consumavo un sacco di toner, carta, ma lui non me l'ha mai fatto pesare, diceva vai, fai, divertiti. E mi ricordo questa cosa che comunque mi è rimasta impressa perché si fidava di noi. È capitato ovviamente anche che rompessimo qualcosa, ma non ci ha mai detto nulla, mai. Più come aneddoto era proprio la figura di nonno che rimaneva impressa, nel senso è vero che quando sei piccola credi che il mondo attorno a te sia molto buono, però poi quando cresci ti rendi conto che non è così e quindi trovare una persona veramente buona in maniera spontanea, ma non solo con te, cioè perché sei la nipote, con i familiari, con tutti, è una cosa che ti rimane impressa perché era una persona che dava tanto, anche se eri uno sconosciuto, un ospite che saliva semplicemente a casa, si metteva a disposizione, era veramente buono in maniera incondizionata. E quindi il periodo che ho vissuto tra virgolette di più con lui è stato l'ultimo periodo quando appunto è stato premiato al comune, è stato ha avuto anche la cittadinanza onoraria da Piedimonte Matese, quindi è una cosa di cui vado fiero. Mia sorella appunto ha raccontato già alcuni aneddoti, ma lo scotto maggiore è quello di aver dovuto trascurare la famiglia. Papà, sapete benissimo un po' la sua vita, è stata raccontata, c'era, non c'era, a volte dormiva in casa, si dimenticava, era un po' quel Peter Pan, no? Quell'uomo bambino che chiaramente con quel suo ottimismo portava il bene, cioè credeva che tutti fossero buoni e che anche nel peggior delinquente c'era sempre un animo buono che doveva essere scoperto e portato alla luce, perché forse aveva avuto un'esperienza negativa nella vita e che quindi non era stato fortunato come tanti. Quindi diciamo che cosa ha dovuto scontare? Scontare che la famiglia non l'ha goduta e noi non lo abbiamo goduto come padre perché non c'era mai. Quel poco però che c'era era qualitativamente di spessore perché ne ricordiamo l'esempio, le battute, l'ottimismo, il sorriso, non è mai stato nervoso con noi bambini o ragazzi, ognuno di noi però ha costruito una sua attività da solo, cioè noi ci siamo fatti da soli, non abbiamo mai usato il cognome di Gregorio assolutamente, ognuno di noi ha preso una strada con una vocazione particolare ma con il suo input dell'ottimismo, del fare del bene, della lealtà, dell'onestà, di non approfittare, di non farsi soldi ma di lavorare per passione e di questo lo ringraziamo un po' tutti noi fratelli in effetti. Diciamo che
La cosa bella è che voglio testimoniare è quella di aver visto con la redazione di questo libro, ma soprattutto con tante testimonianze che sono venute fuori nel corso degli anni, anche da questo bellissimo video documentario che è stato egregiamente e magistralmente svolto da Francesco De Gregorio e Antonio Fiorillo. In effetti che cosa ci viene detto, che cosa abbiamo potuto noi figli vedere? La sua paternità, che non è stata soltanto nostra. Lui non era il papà solo nostro, ma era di tantissime persone che hanno testimoniato il suo amore, che chiaramente ha avuto per tanta gente. Era un po' il papà di tutti, e quindi diciamo che di questo forse ne siamo grati, perché con il senno di poi, anche se a volte ci ha privato di alcuni abbracci, di alcune attenzioni, eravamo però contenti, e siamo attualmente contenti e soddisfatti che lo abbia dato a terzi, lo abbia dato a tanta gente, abbia insegnato un mestiere alle persone che diversamente forse non l'avrebbero mai potuto avere. E quindi diciamo che secondo noi questa paternità è una paternità allargata molto bella, forse è quella che avrebbe desiderato, perché papà voleva, quando era ragazzo voleva farsi prete, no? Quindi avere anche una comunità, il prete sposa la sua comunità. Diciamo che per paradosso alla fine ha formato una famiglia, ma ha formato una famiglia di tante persone, quindi diciamo che forse quella comunità che avrebbe avuto se fosse stato un prete ha avuto una sorta di comunità tutta sua, quella napoletana, dei dintorni, di quelli che l'hanno voluto bene, veramente anche in questo modo. Ed è morto all'età di 90 anni l'ingegner Pietrangelo Gregorio. Con lui nacque la televisione libera italiana. L'8 gennaio del 2019 l'ingegnere Gregorio muore, lasciando in eredità a tutti noi la sua umanità, le sue rivoluzionarie invenzioni, la capacità di creare forza lavoro, la sua genialità a volte incompresa, il suo innato ottimismo, una famiglia composta da 6 figli e tanti nipoti. Un abbraccio forte va a tutti loro che hanno collaborato al nostro progetto, in particolare alla moglie signora Carmen De Luca. Francesco De Gregorio ci diceva che voi siete stati un po' i pionieri della TV. Io e gli altri colleghi che stanno qua siamo stati un pochettino i pionieri insieme all'ingegnere Gregorio, che tutto ci ha dato e nulla ha quasi ricevuto da noi, ma ci ha fatto uomini, ci ha fatto diventare professionisti. Si dice che fosse una mente geniale. È indiscutibile, era un genio compreso oltretutto soltanto da noi. Era un forno di idee, ci spronava a fare un sacco di cose, a fare di tutto, insomma, a parte il fatto che ha creato più posti di lavoro lui qui che Berlusconi con tutti i canali che è venuto a scatolare l'aria. Ha fatto tante televisioni, tantissimi di noi lavoriamo e abbiamo lavorato grazie a lui, insomma. E forse noi siamo i primi pensionati delle TV libere nate in Campania. Ecco, forse tu sei il primo e io il secondo, che non ne conosco altri. E che devo dire dell'ingegnere? Un genio, e adesso si sta occupando in questo momento di fisica quantistica. I suoi neuroni hanno rilasciato i microtuboli e la sua anima sta veleggiando verso l'alto per altre nuove scoperte meravigliose, perché la sua anima è immortale. Ci ha regalato la gioia di vivere e la gioia dell'amicizia, perché se ci troviamo tutti qua siamo tanti amici che si vogliono bene grazie a lui. Quindi è il minimo che si poteva fare, essere presenti per salutarlo e dargli un arrivederci a presto. Pietro significa roccia, Angelo significa messaggero, cioè colui che comunica notizie. E tu, Pietrangelo, sei stato la roccia su cui hai fondato la nostra famiglia, e l'arte del comunicare è stato lo scopo della tua vita. Ora servi lassù per mettere in contatto cielo e terra con infinite filodiffusioni di ottimismo e di speranza. E ogni volta che trasmetterai ci dirai: Filo diretto vi saluta e vi ringrazia. Adesso nessuno più si chiederà: Gregorio, chi era costui? Avete conosciuto la vita dell'ingegnere che con il suo coraggio ed il suo genio liberò la televisione.